Siamo live. Ciao a tutti, come state? Come state, come state, come state? Allora, sì, siete un po' in ritardo, cavoli, che ore sono? 34, sì, beh, effettivamente. Sì, un po' Un di attimino in difficoltà di ritardo. microfoni, camere. E infatti non riesco ad accedere su Facebook. Vediamo. Federic da Twitch, io intanto mi sono versato l'acqua e mi sono dimenticato di mettere in mute, quindi avete sentito un po' di fiume. Riesco ad Ok. accedere su Facebook. Ok, tutto bene anche su Facebook. Ciao Elita, Federic, Michela, buonasera. Elita, tutto bene? Grazie a voi, anche noi, abbastanza. Guardate che scrivo come sempre su Facebook se ci sono difficoltà audio-video. Sara ha cambiato postazione. Sì, scusami un secondo. Ecco fatto. Se vuoi metterlo sempre in Noi sovraimpressione come le televendite. Se ci siamo riposati, ci chiedono. Abbastanza, Oddio, dai. io oggi il pomeriggio non so cosa sia successo, sono andata in coma e ho dormito tipo 2 ore. Mai successo. Sì, oggi sì. Appunto, connessione scarsetta, quindi cambiato un attimino, almeno per oggi, stanza, vediamo. Abbiamo sconvolto tutti e ho cambiato stanza. Io sto un attimo, scusateci, controllando che se siamo tutti i social sono a posto. Sì, anche Twitch si vede, Facebook perfetto. tutto bene. Federic ci vede benissimo, perfetto. Ottimo. Se Federic ci vede benissimo, possiamo continuare. Ok, sì, mi sento un po' a disagio per il fatto che mi si vede così bene, devo essere onesta. Mi sentivo più a mio agio con 18 pixel enormi. Anche Michela è su Twitch. Quanti siete da Twitch? Vedo che iniziate ad essere un po', e chi non c'era si è perso una gran puntata con tante nuove schermate, nuove idee sui video da fare. Ricordatevi di andare ad iscrivervi sul canale Twitch, anche perché giovedì saremo in esclusiva soltanto su Twitch con un bel video in cui parleremo di passeggiate con i cani, eccetera, eccetera. Anche se in realtà sarebbe meglio dire di attività motoria in questo periodo, Esatto. no? Esatto, attività motoria, non si può dire appunto passeggiate, bisogna per forza dire attività motorie. Ricordatevelo quando compilate i moduli. C'è qua Elita che mi dice: prima di cominciare volevo dire a Sara che quest'estate l'aspettiamo a Trieste per insegnarla a nuotare. Se sei sicura, perché per ora chi ci ha provato si è ritrovato con me aggrappato sulla schiena con le unghie, proprio tipo non mollarmi. Allora, 3 minuti e aspettiamo ancora un attimino. Come si chiama il canale? Sempre Sticani. Tu cerca Sticani e trovi Sticani ovunque. Trova un tesoro. Ok, allora io direi che potremmo partire con la sigla e introdurre i nuovi ospiti di oggi. Oggi parleremo di natura con due bravi ragazzi, con alcuno ci abbiamo già fatto qualche passeggiata insieme, ma allargheremo e ne faremo ancora sicuramente. Quindi ci vediamo dopo la sigla con gli ospiti. Che non parte mai. Però adesso parte. Ed eccoci qui, ciao Stefania e ciao Marco. Ciao, benvenuti. Ciao Sara, grazie. Buongiorno. Ciao a tutti. Come Ciao. state in questo bel periodo? Dai, bene, abbiamo iniziato un po' a respirare di nuovo, direi, no Marco? Sì, anche se sta cosa che le passeggiate sono vietate, ma solo l'attività motoria è consentita, no. Scherzi a parte, da ieri va molto meglio. Sì, almeno il senso, no, di dire un po' più liberi. Sì, dai, ci vuole. Poi noi siamo abituati a star fuori. Già. Ti dirò, ho fatto una piccola passeggiata, ma veramente piccola passeggiata rispetto al solito. È stata faticosa, Cioè, si sentono 2 mesi in casa.
si sentono, vero se. Infatti sarà dura riprendere i ritmi che avevamo qualche anno, anzi almeno semplicemente l'anno scorso in questo periodo. Insomma, a maggio eravamo già belli allenati, quindi sarà veramente dura. Dove facciamo la prima escursione? In discesa, la organizziamo? Mi sa che è meglio, in laguna. Ma anche la discesa è difficile, almeno quando ormai adesso no, in questo periodo, ma camminare in salita sarà faticoso, ma la discesa ti ammazza se la fai male. Esatto. Ho delle discese blande in città, così. Il cavalcavia. Va benissimo. Sì, soprattutto perché magari la maggior parte delle volte la fai tornando, no? Quindi già stanco e sì, la discesa effettivamente stronca più della salita. Sì, che sei così più o meno, no? Con la schiena. Può capitare. Sicuramente i muscoli delle gambe in discesa vengono sollecitati tanto e in maniera anche diversa, no? Se vogliamo, e le ginocchia soprattutto. Quindi fino a quando non si hanno i muscoli ben allenati, forse le discese si rischiano di diventare più difficoltose e dolorose delle salite. Allora, intanto direi presentatevi un po' alle persone magari che non vi conoscono, cosa fate? Magari una a testa il percorso, poi il percorso comune, diciamo. Va bene, allora mi presento, comincio. Allora, io sono Stefania Gentili. Adesso sono guida ambientale escursionistica ormai da 7 anni. Il mio percorso di studi è stato un po' lungo, ma sempre più o meno nel tema, perché mi sono laureata in scienze naturali, quindi diciamo che era da un bel po' che nutrivo la passione, insomma, per la materia. Poco dopo che sono diventata guida escursionistica ho conosciuto Marco in un contesto lavorativo comune e da lì abbiamo iniziato un po' a praticamente sognare le stesse cose e abbiamo dato vita alla bellezza di 4 anni fa ormai al nostro Forest, studio naturalistico, quindi l'attività comune che poi appunto presenteremo ovviamente è nata da un sogno comune. Io sono anche una guida di viaggio a lungo raggio, lavoro con dei tour operator, quindi collaboro appunto come freelance. Mi occupo di una serie di progetti di turismo sostenibile sia in Italia che all'estero in realtà, quindi non solo tanto lontano, ma anche qui dietro casa. E questo è un po' il quadro, diciamo, delle mie competenze. Siamo entrambi appassionati di fotografia e vale anche la pena ricordare insomma, che alcuni elementi sia di viaggio che di natura possono essere facilmente catturati anche da questa passione. Assolutamente. Marco? È vero, confermo l'ultima frase di Stefania. Il resto no. Anche il resto, no? Confermo anche il suo curriculum. Grazie. Cioè, no, come su LinkedIn bisogna confermare le competenze, no? Mettere la spunta, ecco, confermato. No, anch'io come Stefania sono una guida naturalistica e guida ambientale escursionistica. Entrambi siamo associati ad AIGAE, che è l'associazione italiana delle guide ambientali escursionistiche, appunto. Come formazione anch'io provengo da Scienze, Ambiente e Natura all'Università di Udine e diciamo che questo è un po' quasi una scusa, nel senso che la passione ce l'hai prima e poi la parte scolastica, accademica, insomma, ti dà la possibilità di mettere a frutto quello che forse c'è già. Sì, da alcuni anni lavoriamo quindi insieme. Con Tiziano appunto abbiamo già sperimentato escursioni sul territorio, che prevalentemente è quello che ci tiene impegnati. Spesso siamo fuori nei weekend o durante la settimana a scoprire le bellezze in particolare della nostra regione, che è il Friuli Venezia Giulia. Però non ci occupiamo solo di questo, ci occupiamo anche di divulgazione, quindi abbiamo organizzato delle serate divulgative sul territorio per descriverlo un po' attraverso, appunto, come diceva Stefania, le immagini, racconti delle nostre terre. Ci occupiamo di educazione ambientale con le scuole, anche se al momento sono chiuse, ma prima o poi ripartiremo tutti, e anche di attività per famiglie, laboratori e quant'altro. Da ultimo io sono anche agrotecnico, quindi abbiamo anche una parte di competenze tecniche, per cui ci occupiamo di rilievi in natura, in ambiente, con insomma
tutta una serie di altre caratteristiche che non sto ad elencare adesso. Bello, sì, abbiamo fatto appunto qualche passeggiata insieme, una tra l'altro sotto un diluvio impressionante, te la ricordi? Le previsioni erano ottime. Siamo partiti che guarda il cielo prometteva sole a catinelle. Se non ricordi male, il maltempo doveva arrivare nel pomeriggio. E invece anticipò di qualche ora. Quanto bastò per lavarci dalla testa ai piedi. Aveva una giacca in Gore-Tex addirittura, quindi completamente impermeabile, che non è riuscita a reggere tutta quell'acqua. No, impressionante. Però diciamo sempre, dobbiamo fare delle escursioni insieme, eccetera, eccetera. Alla fine non si riesce mai a trovare il momento. Io direi che possiamo approfittare di questo periodo per fissare un appuntamento ipotetico, poi che dovremo cambiare ovviamente, Sicuro. però assolutamente, perché insieme appunto è bello, perché chiaramente noi ci occupiamo di quelli che sono i cani, voi vi occupate di tutto quello che c'è intorno ai cani praticamente, quindi è molto 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 interessante. Sì, diciamo che nella fase di realizzazione delle escursioni, quindi sia quelle che proponiamo individualmente come Forest, che quelle appunto in cui siamo coinvolti o coinvolgiamo, no, dei collaboratori, in genere la ricerca è proprio quella di, l'intento è proprio la ricerca di mettere insieme quelle che sono i vari possibili agganci tra l'attività che fa il collaboratore e quelle che sono le nostre competenze. Quindi io purtroppo non sono mai riuscita a partecipare io alle vostre passeggiate. In genere io e Marco lavoriamo in parallelo. I primi anni, devo dire la verità, eravamo molto spesso fuori insieme, le escursioni le condividevamo, e poi in ogni caso abbiamo iniziato anche a creare un po' più di offerta, essendo in 2 fino a qualche tempo fa, e adesso insomma possiamo già dire che siamo anche aumentati in numero, abbiamo dei nuovi collaboratori, siamo in 4, quindi in ogni caso la nostra offerta continua ad aumentare, visto che tutti noi abbiamo delle competenze diverse. In genere diciamo la cosa bella è quella di suddividere o di proporre attività diverse in base anche alle nostre competenze. Io sono un po' più improntata nel mondo dell'ecologia e della fauna in generale, e Marco ha delle competenze diverse, che non dico io, lo dirà lui. Ci siamo trovati nelle stesse giornate a fare 2 cose completamente diverse. Quindi, ma adesso che siete in 4, continuerete a fare 4 cose differenti o magari riuscite a fare 2-2? Beh, innanzitutto, allora, li citiamo perché sono la Chiara Popesso e Angelo Sinuello, che sono 2 colleghi con i quali ho condiviso anche il percorso di formazione come guida naturalistica per la mia covata, diciamo, di guide. Abbiamo tutti competenze diverse in realtà, quindi e poi adesso, diciamo, abbiamo iniziato a lavorare a stretto giro in pandemia, quindi è difficile mettere a frutto le competenze, cioè finora abbiamo tanti ingredienti e sicuramente poi ci sarà da lavorare poi con le mani, no? Come si fa per fare una pietanza. Sì, probabilmente ci diversificheremo, ma senza occuparci in maniera settoriale o di una cosa o dell'altra. Continueremo a fare quello che già facciamo. Anche perché il bello nostro, credo, insomma, lo posso dire anche per i feedback che riceviamo dai nostri, diciamo, clienti, ma insomma sarebbe più carino dire amici a volte, perché chi ci segue praticamente ormai è un amico, però è proprio il fatto che quando riusciamo ad uscire insieme, 2 guide per esempio, diamo sicuramente un valore aggiunto, no, all'esperienza che proponiamo, proprio perché alterniamo le nostre competenze, le nostre conoscenze, ci prendiamo anche in giro, quindi diciamo che l'attività un po' poi risulta decisamente movimentata. Sì, è vero, è così. Ma quindi come zona prevalentemente comunque Friuli, ricordiamo che anche voi siete zona Friuli, appunto, no? Oppure anche al di fuori, diciamo, della regione? Qui parto prima di Stefania, così. È ad alzata di mano. No,
Allora, il nostro nome di Forest nasce dal fatto che abbiamo deciso di dedicarci alle terre dell'est, no? Quindi Forest. Poi non è l'unico significato del nome, quindi prevalentemente ci occupiamo di Friuli Venezia Giulia, ma per un motivo anche molto semplice, sono le zone che conosciamo. Noi possiamo raccontare quello che vogliamo, ma dobbiamo innanzitutto trasmettere quello che è dentro di noi. Quindi dobbiamo raccontare quello che già ci ha appassionato, no? Quando andiamo in un posto ci meravigliamo di questo posto, è quello che possiamo raccontare. Poi nel tempo abbiamo anche sforato con attività in Slovenia, oppure come nel caso del Cansiglio, anche in Veneto. Ti viene in mente qualcos'altro? Sì, diciamo che appunto, come dice Marco, le competenze sono sul nostro territorio ovviamente in cui viviamo. Ci è possibile e consentito in termini anche ufficiali, se vogliamo, uscire un po' dai confini, anche se appunto in ogni caso non ci spingiamo mai tanto lontano, anche perché c'è un discorso di collaborazione con eventualmente, insomma, con le guide degli altri territori limitrofi, che effettivamente varrebbe la pena di essere portata avanti piuttosto che semplicemente in qualche modo occupare la loro nicchia. Non c'è competizione, non c'è grossa competizione tra noi, però appunto essendo tante guide sparse un po' su tutto il territorio nazionale, è chiaro che poi uscendo un po' dai propri confini si va anche a camminare o a fare escursioni nelle zone in cui magari sono competenti altre persone. Per cui sicuramente Marco mi ha rivolto la parola sul Cansiglio, perché io ho degli amici lì appunto, e in genere è una zona che frequento spesso, quando posso organizzo escursioni in collaborazione con loro. Quindi sì, per la Slovenia ancora non abbiamo dei contatti diretti, ma magari manca poco. No? Però siamo a 10 km dalla Slovenia, quindi un po' sloveno. Sì. No. Anche in Austria hai sconfinato quando hai fatto la traversata carnica. Verissimo, quindi, sì. Verissimo. Si può dire, no? Sì. Il pensiero della traversata carnica ha tipo, non so, saranno, non saprei quantificarlo in termini chilometrici, perché noi guide parliamo poco di chilometri, però insomma minuti ha un ore, tratto sì, proprio in confine austriaco prima di risalire al lago di Volaia, quindi sì. Ovviamente prima delle chiusure delle nazionali, cioè, Vabbè, chiaro. Stiamo parlando di tanto tempo fa. Del mondo vecchio, quando si facevano escursioni e si camminava addirittura. Nell'avanti pandemia. Esatto. Allora, oggi io, andando a fare un'attività motoria con il mio cane, portavo lui a fare l'attività motoria, ero solo accompagnatore, mettiamola così. Ho visto, appunto, sapendo che c'eravate, sono partito con 6 discorsi differenti, però l'ultimo era quello più giusto, secondo me. Sapendo che eravate voi come ospiti, ho guardato al di fuori di Spring, di quello che facevo appunto in passeggiata, e ho trovato un po' di fiorellini, o comunque un po' di natura, di cui vorrei chiedervi se riconoscete, se sapete di cosa si tratti. Interrogati. Se siete d'accordo, eh? Beh, prima cosa vorrei dire che veramente mi dispiace non aver visto la primavera nascere, proprio sono uscito che era quasi inverno, più o meno, e adesso è tutto erba, foglie, rami, eccetera. Di solito c'è sempre questo graduale passaggio, no? Che è molto bello da vedere, invece adesso ti trovi in mezzo e dici, cavoli, ho cambiato... sì, ho cambiato posto, esatto. Allora, il primo che vorrei farvi vedere è questo. A parte, la foto è fatta da iPhone, non giudicate la composizione delle cose, mi sono solo messo lì con l'iPhone, ho fatto una foto. Guarda, anche a livello fotografico posso dirti che merita. Sì, per la carina. parte botanica la lascio a Marco stavolta. È una bella composizione fotografica. Allora, dove eri, Tiziano? Dove eri? In un bel prato? Ero vicino a un fiume, ma non tanto vicino in realtà, però sì, c'era un fiumiciattolo nelle vicinanze ed ero in un prato, sì. Eri in un prato, perché questa pianta ha il prato nel suo nome. Si chiama Salvia pratensis, quindi è una salvia che sta nei prati, è dei prati. È una salvia si può mangiare, che è salvia, no? Allora, tutte le salvie possono essere hanno delle proprietà positive, commestibili o officinali, tutte le specie del genere salvia,
Questa è una salvia ovviamente selvatica, è commestibile la foglia, esattamente come la salvia, quella che si raccoglie nell'orto qui fuori, e si può fare impanata. Forse ste le mangiate le salvie impanate, mi pare, no? Cavolo. Sì. Io adoro la cucina con le erbe spontanee, quindi sì, in realtà se posso mi cimento in creazioni di questo genere. Magari un proposito di libro a cucina con riguardo l'erbe- che non saprei cosa farne, no? Un Scusa, libro su come cucinare proprio le piante spontanee, le chiamano così. Sì, Non piante so niente spontanee di in questo senso, le piante che si possono trovare in natura senza essere coltivate, quindi ovviamente bisogna conoscerle, quindi assolutamente apro questa parentesi, un attimo rubo il tempo insomma di Marco, ma tanto siamo perfettamente concordi entrambi su quello che stiamo dicendo. Sì, La raccolta delle erbe in bomba. spontanee è fantastica perché da un lato ti dà comunque come dire, la consapevolezza che in ogni caso la natura offre anche alimento, quindi non siamo noi i primi a dirlo, ovviamente, anzi, ben il contrario, i nostri nonni probabilmente avevano decisamente molta più conoscenza di noi. Però ecco, è fondamentale avere conoscenza delle piante, essere sicuri al 100% di quello che si sta raccogliendo. Molte specie buone, commestibili, anche facili da reperire, spesso sono confondibili per caratteristiche diciamo un po' poco distinguibili, soprattutto da un occhio non esperto, e confondibili con piante che magari sono altamente tossiche o addirittura insomma velenose. Quindi è meglio essere molto sicuri di far raccogliere oppure uscire con un esperto, quindi in questo caso andate con lui. Sì, adesso la fotocamera mi crea un po' di... No, ma anche pensando, brava cavolo al primo, l'ha azzeccata, no? Di là. Sì, Malcolm. Sì, effettivamente si pensa tanto magari ai funghi, no? Che è la cosa che trovi più comunemente, non si sa, e si sa che ce ne sono di velenosi, quindi persone come me evitano direttamente qualsiasi fungo, però effettivamente anche le piante potrebbero rappresentare un problema. Sì, anche le piante, perché insomma adesso penso che una buona parte di popolazione conosce quelle più comode, no? Cioè quelle che crescono vicino casa, che banalmente sono la silene, che dalle nostre parti si chiama sclopit, o ok. non so, dalle altre parti come viene chiamata? Altri nomi? Silene? Sclopit. Ecco, il nome vero non lo sapevo. Ma sicuramente tra chi ci segue c'è sicuramente qualcuno che ha altri nomi per la silene, oppure anche banalmente il luppolo selvatico, che insomma, ogni tanto può essere confuso anche quello, in realtà. Molte volte il luppolo selvatico cresce su siepi o vecchi muri, insomma in luoghi abbastanza assieme a altre piante rampicanti che possono essere confondibili per alcune caratteristiche. Quindi sì, come ha detto giustamente Stefania, e noi lo diciamo praticamente sempre, Esatto. bisogna essere sicuri al 200% quando si raccoglie qualcosa. Quindi lezione del giorno: non andate domani in un prato a mangiare le piante. No, però si può andare a imparare a riconoscerle e poi l'anno prossimo le raccogli. Ecco. Allora, io direi passiamo alla seconda pianta, poi ho visto che ci sono anche un po' di domande nei commenti, quindi poi passiamo appunto alle domande. Che è questa, la seconda pianta? Qui foto già un po' più dall'alto, qua mi sono concentrato un po' di meno, si vede. Sì, in realtà la domanda è per il trifoglio. E non per il fiore? Magari non è un trifoglio. Per il trifoglio o per il fiore? No, fiore. Non ascoltatela. Allora, così molto banalmente, quello che vediamo è il fiore del trifoglio. Quindi... Sul serio? Sì. Cioè il trifoglio è un fiore? Ebbene sì. Quindi era da ascoltare in realtà. Io pensavo dicesse la sua solita cavolata, invece è il fiore del trifoglio. Guarda, non posso darti il dito medio, ma fingi che te l'abbia fatto.
Proprio ribalto tutto. Sì. Probabilmente le hai fotografate anche vicine una dall'altra, la salvia e il trifoglio. Sì. Vedi, subito sappiamo anche dov'eri, ancora un po' che Adesso cancello le foto, scherzavo, sono foto dell'anno scorso. Vedere le piante fotografate da qualcuno è peggio che spiargli la privacy del telefono con il GPS. Dici, ok, capisco esattamente il giro che hai fatto. Attento, Tiz. Ti monitoriamo. Da qua risali a indirizzi, no? Che scarpe avevi, quanta strada hai fatto. Ogni tanto penso che le agenzie di investigazione dovrebbero assumere qualche naturalista, vero Stan? Assolutamente sì. Tra le impronte degli animali di cui è competente okay, Stefano, e le piante, sì, direi che qualche faunista o qualche botanico può tornare utile a qualcuno che... Quindi prossimamente su CSI. Potrebbe essere i moderni Sherlock Holmes. Come reinventarsi col coronavirus anche qua. Invece l'ultima pianta non è un fiore, ma perché forse per ricordi di qualcosa che tu mi dicevi, mi raccontavi, ma è una pianta strana, almeno vista lì nel contesto mi sembrava un po' anomala rispetto alle altre che questa. Anche qui ho fatto una foto un po' dall'alto, insomma, giusto perché si veda. Poi è molto più verde. Allora, Ste, come facciamo? Vai, tranquillo, in caso aggiungo, ma sei tu l'esperto di botanica. Va bene, allora dai, solo per... questa pianta ha un nome comune italiano che non ha nulla a che vedere col suo comportamento, perché si chiama, volgarmente parlando, albero del paradiso. Però albero del paradiso, detto a questa pianta, nel nostro contesto, è veramente il contrario di quello che dovrebbe essere. L'ailanto è un albero che è arrivato qui in Europa dall'Asia nel 1800, credo, insomma nello XIX secolo, se non erro, e si è subito comportato come infestante, come pianta invasiva, per essere precisi, perché ha un comportamento molto aggressivo nei confronti dei suoi concorrenti, che non siamo noi ovviamente, ma sono gli alberi, sono le altre piante. È una pianta che ha una facilità di riproduzione elevatissima, i suoi semi germinano facilmente, la pianta produce migliaia e migliaia di semi ogni anno, e soprattutto ha altre due caratteristiche. La prima è che se tagli un ailanto, lui si vendica come se fosse immortale quasi, inizia a ricacciare nuovi getti, e quindi da un ailanto solo te ne puoi trovare 10 nel giro di breve tempo. Come i capelli bianchi, no? Come i capelli bianchi o i peli sulle ciglia. O il coronavirus praticamente. Più o meno. E l'altra caratteristica è che è molto aggressivo nei confronti degli altre piante stesse, perché emette delle sostanze chimiche tossiche per i suoi concorrenti e li tiene alla larga. Quindi spesso si trovano queste nuove siepi di ailanto. Cavolo? Sì, è tremendo. Ma questa in tutta Italia o specialmente in alcune zone? Per dire la verità, in tutta l'Europa dove può crescere a livello climatico, cioè in Italia sicuramente, però i problemi sono gli stessi in tutti gli ecosistemi, diciamo, europei, perché sono piante che sono state prese da una parte e improvvisamente si sono ritrovate qui. Era arrivato anche sia come albero ornamentale che anche come albero con il quale si nutrivano i bachi, una specie di bachi come per fare la seta, però poi questa sua caratteristica di aggressive ha fatto sì che qua ci rimanesse e proliferasse. La domanda è un po' da profana, quindi perdonami anche la terminologia, insomma, non corretta, però se io importo una pianta dall'estero che non è propria dell'ecosistema, diciamo, può portare problemi anche nella fauna, intesa magari più come insetti? Beh, allora sì, ci sono degli elementi che incidono fortemente. Diciamo che ci sono anche delle piante
che appartengono, diciamo, al gruppo di cui ha appena parlato Marco, quindi di specie invasive in qualche modo, che sono diventate appetite dagli insetti e sono diventate un prodotto, o meglio, i prodotti dagli insetti sono diventati prodotti che noi consumiamo praticamente quasi ogni giorno, chi lo fa senza accorgersene. Parlo per esempio del famoso miele di acacia. Il miele di acacia è prodotto dalle api ovviamente, ma è il risultato insomma della raccolta del nettare e del polline di questa pianta. In realtà il suo nome vero non è acacia, giusto Marco? Stiamo parlando della Robinia pseudacacia, anche lei introdotta praticamente un po' con la stessa storia dell'ailanto, non voglio addentrarmi in dettagli, ma in ogni caso sempre una pianta asiatica. Purtroppo il problema delle specie invasive, che in gergo noi chiamiamo aliene, che fa più effetto, e che poi volendo si può anche trasporre al mondo degli animali, perché in ogni caso esistono anche tantissimi animali non autoctoni, quindi non locali, ma alieni, è che se rimangono qua e se riescono a sopravvivere qua, quindi lontano da un ambiente di origine, è perché hanno delle elevatissime capacità di adattamento e quindi le loro capacità di adattamento ne fanno spesso le specie più aggressive e più competitive all'interno di un habitat, di un ecosistema, per usare un termine tecnico, di una nicchia ecologica, cioè vale a dire un luogo caratterizzato da una serie di elementi ambientali, quindi per esempio condizioni climatiche, condizioni di suolo, nel caso delle piante, no? Ovviamente, oppure nel caso degli animali anche elementi di vegetazione, che sono caratteristici e in quel caso possono essere anche quelli appetiti da queste specie. E la cosa peggiore, ovviamente, è che lo spirito di adattamento elevato di queste specie le fa adattabili anche a tanti contesti diversi. Quindi questo piccolo concetto di nicchia in realtà per loro è molto vasto. L'ailanto stesso è una pianta, appunto, come diceva Marco, che si adatta praticamente a quasi tutti i tipi di ambienti. Magari forse non arriva ad alte quote, no? Se non vado errato, non più di tanto alte quote, però lo troviamo veramente ovunque. Quindi la capacità di adattamento è quella che ne fa il punto di forza in ogni caso. Cavolo. Proprio con Tiziano abbiamo fatto un'escursione in una zona vicina a dove viviamo, ai Magredi di Firmano, vicino a Cividale del Friuli. I Magredi di Firmano sono dei prati magri, appunto, cioè dei prati dove il terreno non è molto fertile in qualche modo per caratteristiche geologiche della zona particolari, e questo fa sì che in queste praterie ci siano moltissime specie di erbacee molto particolari, anche alcune molto rare, ma che garantiscono un elevato livello di biodiversità, dando riparo, nutrimento e quant'altro agli insetti, ai predatori degli insetti, insomma tutta una catena alimentare completa. Se in questi prati, come abbiamo visto con Tiz proprio nell'escursione, i prati vengono invasi dall'ailanto che entra e crea boscaglie di ailanto, voi capite che i prati iniziano a diminuire e di conseguenza anche le specie legate ai prati, i fiori, le fioriture di quelle specie non daranno più il cibo a certi insetti e quindi la catena trofica, si chiama così, quindi quella alimentare, si impoverisce, si indebolisce, perde un gran numero dei componenti che c'erano in origine. Quindi la biodiversità diminuisce improvvisamente. Questo molto sì, quello che infatti, questo è ovviamente perfetto, infatti si collega un po' all'inizio a cui avevo risposto, insomma, alla domanda di Sara, e appunto stavo dicendo che tra i prodotti che noi stessi mangiamo abbiamo questo miele di una pianta che è considerata in realtà invasiva, ma ovviamente non è un beneficio in realtà per quella che è la normale dinamica che si instaura appunto in natura, perché la pianta invasiva, quindi avrei concluso con le parole di Marco, ma mi ricollego, la pianta invasiva ha un'incidenza molto alta su quella che è la normale catena che collega tutti gli esseri viventi tra loro, perché quando noi parliamo di piante o appunto di un bosco, nominiamo
diciamo, dei nomi semplicemente di specie, in realtà dobbiamo sempre considerare che quello di cui si sta parlando è magari una specie o un individuo, ma che in natura è strettamente connesso con un sistema molto più complesso, no? E quindi appunto la catena alimentare o catena trofica, rete trofica nominata da Marco, alla fine è quella che può gioire o meno di questi fattori, compreso appunto l'invasione degli alieni. Sì, è così. Sì. E tutto questo è partito da una foto fatta da Pensa. Tiff durante una passeggiata con Spring. Esatto. Sì, pensa a quante cose magari noi che camminiamo coi cani, quindi ci divertiamo con i nostri cani e basta, in realtà ignoriamo, ma ci sono cose comunque anche intorno al cane, no? Essendo spesso in natura. E che faccio caso alle piante che ci sono solo quando Malcolm ci mette il naso dentro, praticamente. Quindi comunque l'attenzione è sul cane, dire ok, non è niente, può andare, non lo so. È ovvio che non aspiri qualche semino nel naso, ma per il resto, Sì. dico tra virgolette, magari si rischia di darlo un po' per scontato, no? È sempre lì la natura, quindi non ci si interessa a vedere che cos'è, cosa fa, me lo posso mangiare, nel mio caso da cicciona. Sì, è appunto il nostro mestiere, è quello di farla vedere, insomma. Cavoli. Una domanda visibile l'invisibile. Che ci fanno, se lo sapete, magari riferito ovviamente in questo caso ai cani, ma magari anche riferito agli animali, non so, la gestiamo in base a come ci viene. Quali possono essere gli insetti magari poco conosciuti e le piante che potrebbero nuocere ai cani? E chiedono anche appunto piante velenose per i cani. È un argomento di mezzo, mi sembra, no? Sì, mi viene in mente solo una persona che magari le persone possono avere in casa. Però. Beh, insomma, sì, ce ne sono di... Ste, tu ne conosci? Io no, due vai, me ne sulle vengono piante ti dico, ti lascio il... Sì. Beh, sugli animali, se ti viene in mente qualcosa, io sì, un nome ce l'avrei. A parlare degli animali, a parte ovviamente lo sapete bene meglio di noi, le zecche, però ci sono anche le zanzare che possono creare problemi, insomma, ai cani. Non mi addentro nei dettagli, diciamo, in termini tecnici perché non è perfettamente il mio campo, però in ogni caso, ecco, fa bene, insomma, o comunque è una cosa che può giovare, quella di informarsi anche su la presenza o meno nelle zone che si vanno a visitare, eventualmente di un certo tipo di zanzare che voi sapete meglio di me che portano insomma delle malattie notevoli per i cani. Quindi sì, ci sono degli animali che possono nuocere. Io credo che in termini di piante, non so, credo che sia un po' difficile forse che il cane vada proprio a... Poi questo forse lo sapete meglio di voi, a mangiare delle erbe però ecco Marco, non so se effettivamente potrebbe esserci qualcosa di rischio, qualche rischio insomma. Allora sì, aggiungo un animale a quello citato da Stefania che è la larve della processionaria. Penso che... Questo volevo chiederlo. L'avevo rimosso, si vede che da tanto che non siamo in natura. Ci siamo persi tutta la processionaria quest'anno. Beh, non è male per chi ha cani, è che in genere in questo periodo non scatta il panico, quindi ogni bruco, qualunque cosa sembri è una processionaria a prescindere. Sì. Quindi se c'è anche magari qualche trucchetto per riconoscerle in modo che una persona non vada in panico nel momento in cui il cane si avvicina a qualcosa che potrebbe, come no, essere una processionaria. Beh, il modo migliore per riconoscerle è il fatto che, lo dice il nome stesso, siano in processione o meno, perché quello che vediamo della processionaria è la loro lunga fila una volta uscite dal nido. Quindi sì, non tutti i bruchi pelosi, le larve pelose sono processionari, anzi, a volte fra le larve delle farfalle più belle ci sono proprio bruchi pelosissimi. Quindi. Ma sono sempre in fila, nel senso non se ne trovano magari una qua, una là, cioè se si spostano sono in fila. Se non hanno subito un evento di disturbo, correggimi se sbaglio, Este. No, vai. Però se non hanno subito un evento di disturbo, il loro comportamento naturale è quello di fare una processione nella quale si spostano e completare la metamorfosi altrove. Quindi è il motivo. A volte è raro vederle isolate, è proprio molto raro. E comunque in ogni caso, appunto, anche lì un po' in maniera preventiva, come dire,
essendo degli animali comunque che si contraddistinguono per il loro corpo ricoperto da queste setole scure, non sono gli unici che le hanno ovviamente, però vale la pena, appunto, per non sapere, come si suol dire, né leggere né scrivere, tenere i cani lontani se uno non li sa riconoscere. Non sono molto grandi, saranno lunghe un 3-4 centimetri forse, no? Ecco, non di più. E appunto ricoperte da questa peluria scura, che è quella appunto più urticante, e in ogni caso, ecco, la buona condotta eventualmente è quella di evitare i contatti proprio con questi animali in generale. Sono pericolosi anche per noi? Sono urticanti, sì, pizzicano, quindi creano questa reazione urticante, sì, assolutamente. Sì, non è il caso di avvicinarsi e giocare con le no, e provare. No, decisamente no. Piante invece che dicevi, Marco, che ti era venuto in mente? Di piante ce n'è una in particolare che penso che anche molti fra chi ci segue conoscerà già, che è il forasacco. Sì. I forasacchi sono delle graminacee che si possono trovare anche abbastanza comunemente nei campi, nei prati, e che possono creare un problema proprio ai cani, e solo ai cani in questo caso, perché hanno delle parti della spiga che vanno a incastrarsi nelle narici dell'animale, e in questo caso possono creare delle serie infezioni con pus, insomma è una cosa alla quale stare attenti. Non so, magari poi Tiz farà vedere la fotografia più avanti. Oppure la pubblica sul canale. Ecco, e anche se magari capita, no, che il cane ha un forasacco nel naso, non tiratelo, ok? Il veterinario d'urgenza. In questo caso come ci si deve comportare, Sara? Visto che è piuttosto proprio veterinario. Generalmente, appunto, io riporto quello che mia sorella da veterinaria mi ha detto, e il cane inizia a starnutisce sangue, quindi proprio veterinario, anestesia totale in 3/4 dei casi, e con le pinze piano piano li tirano via. Però appunto perché all'interno fanno tipo questo, no? Quindi tentare di tirarle via vuol dire proprio andare a graffiare. Allora, chiedono anche gli oleandri. Non ho neanche presente cos'è un oleandro. Allora, io ho cercato forasacco e mi è venuta fuori questa roba qui. Sì, se tu tenti di tirarlo fuori si apre, no? Anche con le spinette, sì, quindi non ha senso. Sì, questi, no? Sì, sono quelli, eccoli là. Sì. Questi qui. Quindi che mi cerco anche l'oleandro. Che sono comunissimi, tra l'altro, almeno qua nella nostra zona. Sì, a volte, vabbè, in questo caso non tutte le spighe simili a queste sono letali o pericolose, sono per il cane, anche qui dipende dalla singola specie, però ecco, fare attenzione, ecco. Ma solo per i cani è pericoloso, cioè per gli animali selvatici non ci sono... È che il cane si muove col naso, no? Cioè va proprio al fatto, va... Esatto. Non so se tipo il coniglio e la lepre lo fanno, no? Beh, il coniglio e la lepre magari li mangiano anche, nel senso che poi la fauna selvatica comunque ha un comportamento di conoscenza dell'ambiente che non ha assolutamente nulla a che vedere con la curiosità del cane in natura. È proprio tutto un altro mondo, quindi anche degli altri cani in natura, quindi i suoi cugini selvatici, vedi semplicemente la volpe, hanno un comportamento che, diciamo, li contraddistingue per essere degli animali nati, cresciuti e vissuti a lungo in un ambiente selvatico, dove sanno perfettamente muoversi e sanno riconoscere comunque le specie o comunque le situazioni di pericolo di varia natura. Quindi c'è anche Claire che dice che i forasacchi, il suo cane può dare anche occhi, zampe, e uno è finito nel polmone addirittura. Quindi gli ha dato una bella sniffata. Ecco, poi chiedevano anche oleandri e piante grasse. Anche l'oleandro ho dovuto googlarlo. È molto bello, se posso. Magari è la cosa peggiore del mondo, però è molto bello. L'oleandro, bella domanda. Beh, l'oleandro è una pianta che è estremamente tossica anche per l'essere umano, insomma, quindi è una di quelle piante, ce l'abbiamo tutti quasi in giardino, no? Insomma, qua e là. Cavolo, guarda che bello.
Però onestamente non saprei se il cane è attirato o meno dall'oleandro. Eviterei di metterlo... Cioè, Io credo che la tossicità comunque sia a ingerimento, giusto Marco? presumo proprio di sì, perché comunque è una pianta che non Quindi ha parti esposte, esatto. diciamo, con liquidi o oli particolari. O spine o Sì, niente di questo genere, quindi sì. cioè, all'ingestione è tossica, ma a meno che appunto quello che dicevo prima, il cane non vada a mordicchiare direttamente le foglie dell'oleandro, non credo che ci sia una diretta, insomma, interazione. Sì, comunque è una pianta estremamente tossica, Mm. sì, Quindi più per sono tutti gli belle, più sono animali. pericolose. Come? Più sono belle, più sono pericolose. A volte sì. E le piante grasse, ci chiede sempre Michela, hai notizie in merito? Per piante grasse, probabilmente immagino per le spine, perché, cioè, o quantomeno per formato cactus, insomma, Ecco, credo che... se ce ne sono altre, devo studiare. Sì, da noi in natura ci sono molte piante grasse o comunque con caratteristiche simili a quelle delle piante grasse, però non ci sono i famosi cactus che ci regalano al compleanno Mm. o all'inaugurazione della casa. Che belle anche queste. Sì. Non saprei onestamente, credo che il problema sia eventualmente in fase di gioco per quanto riguarda le spine, ecco. Se un cane è lanciato all'inseguimento della palla Mm. finisce su una pianta grassa di quelle irte tipo ficus, non credo che sia il massimo della vita, però Piacevole. spesso e volentieri poi in realtà non sono piante velenose. Spesso, probabilmente, Ste, correggimi anche qui Forse se qualche specie, ma in qualche ogni caso specie. appunto parliamo di piante da appartamento prevalentemente, perché appunto Marco comunque ha nominato il fatto che ci sono delle piante cosiddette grasse in natura, ma sono diciamo una percentuale talmente piccola e poco riconoscibile da un occhio non esperto che non sono quelle a fare la differenza, quindi quelle domestiche appunto siamo sempre lì a ingestione, ma difficilmente il cane masticherà una pianta grassa con le spine, secondo me. Sì, Dubito lo so, forte. correggetemi anche voi se magari sbaglio. Una molto tossica per il cane è la stella di Natale. Ah, ecco, no, io per No, esempio, quella guarda, non lo sapevo, lo assolutamente. dico proprio in Ok, maniera... beh, nel caso appunto piuttosto, cioè nel senso non vuol dire non compratele mai più, però magari non a portata del cane. Ecco. Sì, è corretto comunque. La stella di Natale è un'euforbia. Le euforbie, tutte le euforbie, e anche nei nostri campi ce ne sono tantissime. Le euforbie hanno moltissime specie del genere. Adesso Google anche questo, euforbia. Sì. Ok. Le euforbie Via di Google. contengono questo lattice urticante, quindi anche in questo caso la rottura di uno stelo di euforbia, piuttosto che, insomma, di solito sono le nervature, gli steli, cioè quelli che veicolano i liquidi nelle parti fogliari, contengono questo liquido urticante sia per noi che appunto anche per gli animali. Quindi sono Che si presenta meccanismi... come... Vai, vai, vai. No, aspetta. No, no, dicevo che si presenta come un lattice bianco, no? Lattiginoso, bianco, quindi diciamo visibile nel momento in cui si rompe lo stelo, è visibile. Sì, ecco, effettivamente non pensavo che il cane in quel caso, se condizionato appunto da una situazione, come si diceva prima, per esempio di gioco, potrebbe essere a rischio. Allora sì, effettivamente sì. Infatti era un'altra anche domanda, quella bava schiumetta che si trova su certe piante può essere pericolosa. Io pensavo fosse un insetto, cioè nel Quella è un'altra senso... cosa. Ah, Quella è un'altra ok. cosa, sì. Perché la bava schiumetta che si trova su certe piante non è il liquido bianco di cui parlava Stefania delle euforbie, ma è una bava di protezione che crea attorno a sé una sorta di guscio isolante, la larva di un insetto che viene chiamato sputacchina per questo motivo. È vero, la sputacchina! Adesso è comunissima, però la sputacchina è la più indifesa che ci sia, cioè lei sta là, Anche la tua arma di difesa è sbavare. è lei a temere il cane, ecco, perché nel momento in cui il cane passa con la coda, no, e muove, sposta la schiuma e lei si ritrova
purtroppo visibile, e può arrivare qualche uccello e mangiarsela, quindi è lei a temere il cane in questo caso. Aspetta, c'era anche una domanda molto interessante, se me la ritrovi, di Alan, se non sbaglio, che non riesco ad andare su nella chat, ottimo. Ci sono programmi di eradicazione per le piante non autoctone e invasive? Come avviene con alcune specie animali? Allora, io posso dire, poi tanto Marco mi aiuterà, posso dire che ci sono sì dei programmi di più che altro anche di consapevolezza intanto, cioè allora partiamo, scusate, ho sovrapposto le due cose, ma partiamo da due diversi livelli. Allora, ci può essere un programma, dei programmi relativi alla consapevolezza diciamo, alla gente comune, quindi di conoscenza di che cosa sono le specie invasive, quindi vegetali o animali che siano, e dei programmi di eradicazione. Appena ho letto la domanda mi è venuto subito in mente un programma appunto abbastanza importante, per quello sono intervenuta, che è un programma a livello europeo, è un progetto cosiddetto LIFE. I progetti LIFE sono dei progetti appunto che riguardano in generale il mondo ambientale e naturale su vastissimi settori, quindi veramente andiamo dall'ecologia alla fauna, alla ricerca botanica, insomma sono dei programmi molto mirati, finanziati dalla Comunità Europea. In questo caso un progetto LIFE che è partito pochi anni fa, se non ricordo male l'anno scorso, 2 anni fa, si chiama ASAP, sarebbe l'acronimo diciamo, delle parole inglesi Alien Species Awareness Program. Quindi è un programma che spiega in maniera molto dettagliata e con dei programmi poi diffusi appunto a tutta la popolazione in diversi anche settori o elementi, quelle che sono i pericoli delle specie invasive aliene. E l'ho nominato perché facendo riferimento al mio lavoro di guida di viaggio anche, per noi è estremamente importante lavorare proprio sulla comunicazione, su questi pericoli che possono causare la presenza delle specie aliene invasive, perché quando andiamo a visitare paesi o luoghi del mondo che non sono il nostro territorio, soprattutto quelli molto lontani, magari tropicali o comunque con altre caratteristiche ambientali, è cosa buona e giusta diciamo stare molto attenti a quello che si porta via nelle proprie valigie. Quindi fare per esempio un'accurata pulizia degli scarponi se si cammina, delle maglie, delle giacche, di quello che si è indossato nel viaggio o nel paese esotico, ma ecco soprattutto appunto il terriccio delle scarpe è la cosa peggiore, che poi magari con gli stessi scarponcini o con le stesse scarpe da trekking andiamo a fare una passeggiata nelle nostre campagne e quindi siamo noi i dispersori di queste specie aliene. Poi ecco, se Marco vuole dire qualcosa su invece programmi di eradicazione. No, sì, anche qui sul nostro territorio, per esempio, si sono fatti dei programmi di contenimento e eradicazione di piante invasive o di ripristino di certi ambienti che sono considerati da tutelare a livello europeo. Quindi mi viene in mente il caso dei Magredi, ad esempio, la zona che si trova appunto in Friuli Venezia Giulia, questa grandissima area di praterie. Abbiamo detto prima anche l'importanza dei prati, delle praterie, e la regione Friuli Venezia Giulia in questo caso, ma poi sono progetti che un po' a spot vengono fatti in tutte le regioni italiane con fondi sempre, come diceva Stefania, europei. La regione ha avviato questi programmi LIFE per ripristinare le praterie dall'invasione di altre piante americane, soprattutto, come per esempio la morfa frutticosa, che è un'altra pianta che tende a stare vicino ai corsi d'acqua e a invadere poi pian piano tutto lo spazio che la circonda, andando a togliere habitat a altre specie nostrane. E quindi vengono fatti questi sfalci da parte della regione e vengono proprio cercati di eradicare e contenere le invasioni di queste piante. Con questi progetti anche si tenta di rinforzare invece le piante, soprattutto quelle rare di questi nostri ambienti, facendo delle piantumazioni quindi mirate e cercando di dare corpo alla proliferazione delle piante che stanno sparendo dalle nostre terre. Quindi sì, effettivamente sono però delle cose costose che richiedono molto impegno economico da parte di soprattutto fondi europei. Come ha detto giustamente Stefania, comunque una buona parte di lavoro
ce l'abbiamo sia noi come divulgatori che anche noi come cittadini in generale, e difatti proprio per questo la regione stessa anche negli ultimi anni ha fatto del materiale divulgativo per informare la popolazione, ad esempio a non piantare l'ailanto, per intenderci, nel proprio giardino, quindi proprio cercando di bandire, almeno informando le persone di quali sono le piante che più di tutte vanno a compromettere gli ecosistemi naturali del nostro territorio. Cavoli, quindi è proprio un bel problemino in realtà. Noi camminiamo felici e contenti, ma... In realtà molte piante si integrano anche nella nostra flora. Il caso della robinia che citava prima Stefania, l'acacia, volgarmente chiamata, è qui dal XVII secolo in Europa, è arrivata dal Nord America, ma ora, bene o male, le api la bottinano, cioè alcune piante possono dirsi ormai ineradicabili, quindi però alcuni danni possono essere contenuti. Io mi sono girata nella mia libreria, perché sono nel mio ufficio, perché mi sono ricordata appunto di aver a portata di mano questa pubblicazione della regione Friuli, specie vegetali esotiche einvasive, riconoscimento e possibili misure di contenimento. Questo è un piccolissimo volume, ma proprio poche pagine, insomma, saranno un centinaio di pagine. Quell'edizione che io ho è del 2017, credo che poi ce ne siano delle precedenti, adesso non so se le hanno anche... Questa è l'ultima ed è scaricabile in PDF dal sito della regione. Infatti, in collaborazione con l'ERSA, che è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, e il Centro didattico naturalistico di Basovizza. Quindi se uno è interessato anche ad approfondire gli aspetti generali su questo argomento di cui stiamo parlando, è un ottimo manuale. E aggiungo che si tratta di un manuale della regione Friuli-Venezia Giulia, però se c'è qualcuno che è in collegamento che non è della regione Friuli-Venezia Giulia è valido lo stesso, perché sono comunque piante che arrivano da altri continenti e che si vanno a ficcare nei nostri ecosistemi portandoli all'alterazione. Quindi comunque è un manuale che può essere valido per tutta Europa potenzialmente. Scusatemi, Malcolm che mi guarda come dire nutrimi, sto per morire di fame. E qualche altro libro che potrebbe interessare ai nostri amici, appunto per imparare un po' quantomeno a riconoscere le piante, più ne ha più ne metta, e magari glielo mettiamo poi in descrizione. Dovrei andare a prendere qualcosa qua dietro, posso assentarmi? Sì, assolutamente, tanto noi balliamo un attimo, facciamo intermezzo. Esatto. Tranquillo. Okay. Strangolo il cane. Te ce l'hai quello di Simonetti? Ho la copia la copia parziale, io non ho l'originale. Prendo quello, arrivo. Infatti stavo pensando a lui, sono i migliori, ma non li ho mostrati perché io purtroppo ho solo una fotocopia parziale, visto che non si possono fotocopiare i libri interi. Quindi tendiamo a precisarlo. Sì, Università doccia. In genere prendo giusto le pagine che mi interessano, quindi... Allora, questo libro è introvabile, però ogni tanto lo si trova nelle bancarelle dell'usato oppure nei scambio libri, in biblioteca, queste cose qua. Insomma, è un po', secondo me, il migliore per chi va a camminare per i campi e i prati. Scusate, questo è Malcolm che fame. In particolare col cane, quindi è ottimo per questi tipi di ambienti, ed è questo. Guida al riconoscimento delle erbe di campi e prati di Simonetti e Watchinger. Ripeto, non è più in edito, non si trova in originale purtroppo, però ogni tanto in occasione qua e là ho qualcuno che lo butta via, c'è qualche pazzo che lo butta via. Questa copia ad esempio credo mi sia arrivata proprio così, cioè trovata, sì, eccolo qua, l'ho trovata, faccio pubblicità anche a loro, l'ho trovata al Banco Libero di Udine, che è un luogo dove si scambiano i libri. No, è bellissimo quel posto, veramente. Penso di essere uscita con tipo 10, studio psicologia, quindi sono uscita con un sacco di edizioni che ormai non si trovano più, di libri sulla psicologia con ancora scritto in lire dietro. Ogni settimana, Sara? Sei uscita con una borsa? No. Tento di darmi una regolata perché non ho più spazio, semplicemente. Quindi non so dove... Ormai i miei armadi non hanno vestiti, hanno libri dentro.
Puoi costruire gli armadi con i libri e mettere i vestiti dentro. Potrei, questo sì. Vabbè, avete magari qualche consiglio per chi, non so, va appunto in passeggiata, come riconosciamo magari fiori, alberi, qua in Friuli, magari appunto essendo la vostra zona, ci sono qualche fiori caratteristici che possiamo vedere? Fiori, piante, alberi. Scusa, per me in fiori rientra tutto. Vediamo chi parte dei due. Se posso aggiungere una cosa per ampliare appunto il discorso anche dei manuali, in parte rispondendo anche a Sara, ma non del tutto, quello poi magari lo lascio a Marco, a lui gli lascio sempre le domande più spinose. Classico. No, A proposito di piante spinose. Di no? piante, è chiaro. Per ampliare un po' appunto il discorso dei manuali, è più ampio il discorso, ci sono due manuali della regione Friuli Venezia Giulia, questo si chiama Di fiore in fiore, che però è, diciamo, strettamente legato, adesso poi ve li spiego, ma intanto li volevo mostrare, a questo, Habitat naturali e aree protette. Questi due manuali, che credo forse, Marco, ancora si trovano, no? Facendone richiesta alla regione, un tempo ne avevano in abbondanza, non saprei dire adesso quale sia la disponibilità, ma comunque sul sito della regione Friuli Venezia Giulia si trova tutto l'elenco delle pubblicazioni. Questi due sono in particolare riferiti alle aree protette. Quindi andando a camminare in ogni caso nella nostra regione spesso sappiamo di poter in qualche modo sconfinare in una zona protetta, che non necessariamente deve essere il parco naturale confinato della regione, delle Prealpi Giulie, ma ci sono tantissimi livelli di aree protette nella nostra regione che hanno ovviamente un valore in termini naturalistici e ambientali. Quindi con questi due manualetti si fa una sorta di riassunto di quelli che sono i principali habitat che si possono incontrare in regione. Quindi per esempio Sara qui può essere una sorta di bignami della differenza che c'è tra i boschi delle Alpi per esempio con i boschi delle vallate delle Prealpi scendendo fino alla pianura, alla zona delle risorgive, quindi un pochino di infarinatura per chi magari conosce proprio poco la materia, qui c'è. Sono suddivise, ecco, vi faccio solo un esempio, si parte anzi a ritroso gli aioni di montagna, non so se lo vedete, ecco. Sì. Gli aioni di montagna ed è la fascia più alta, se vogliamo, in termini altitudinali, e a scendere fino alle zone lagunari, per esempio, con una buona panoramica delle specie che si possono incontrare, delle specie protette, eccetera. E quest'altro invece di fiore in fiore è praticamente un approfondimento un po' più dettagliato di alcune delle piante anche protette che si possono trovare in regione con delle schede veramente ben fatte. Ecco, ne ho aperta una a caso, questi sono i fiori della primavera. Quindi semplicemente come indicazione. Diciamo che ci tenevo a mostrarli perché parlando della nostra regione è bene dire che appunto le pubblicazioni che vengono fatte in termini di materia naturalistica, ambientale, di aree protette sono veramente notevoli e molto ben fatte, cioè ce ne sono tante veramente molto ben fatte. Quindi, e questi si richiedono tranquillamente alla regione? Quindi posso bombardare di mail comune, eccetera, e vedere datemi i libri. Guarda, dal sito della regione ci deve essere una sezione, ora non la ricordo, magari si può cercare se volete, una sezione proprio sulle pubblicazioni nella tematica ambiente. E poi da lì si risale appunto all'ufficio di competenza, si può fare richiesta, insomma. E completando invece quello che ha iniziato a dire Stefania e rispondendo a Sara, appunto mi ricollego a quanto ho detto a Tiz prima, cioè se si guarda attentamente le specie si può riconoscere l'ambiente nel quale ci si è spostati, no? Se io faccio le foto, torno a casa e faccio vedere le foto alla mamma amorosa, no? Guarda che belle fotografie, che posso immaginare dove, anzi a volte posso sapere con certezza dove eri. E questo è anche il contrario. Dimmi dove vai e ti dirò cosa troverai. Cioè, come ha detto Stefania, la nostra regione ha talmente tanti ambienti che dire esattamente quali sono le piante
che si devono guardare dipende proprio da dove stai andando. Quindi la camminata dietro casa che oggi ha fatto Tiz non sarà la camminata dietro casa che ha fatto una persona alle Risorgive, ad esempio, per parlare di un ambiente, oppure in Carnia, in montagna e tutte le zone, insomma, che sono un po' più in alto. Inizierò a bombardarti di foto quando potrò tornare in Carnia. Cos'è questo? Cos'è questo? Posso mangiarlo? E lì ti diremo, sei stata a camminare sul monte. Mi ritrovo lì dopo 2 ore, no? Giusto il tempo di fare la strada. Sì. Io non so dove sono, ma c'è questa pianta qua. Ok, qui arrivo io. Guarda che forse il microfono staccato, Tiz. Sì, esatto. Sì. Dicevo Sì. che appunto, oppure se ti perdi in montagna, basta mandare una foto di una pianta qualsiasi che trovi lì vicino, la mandi a Marco, guarda, non so dove sono, ma c'è questa, ok, arrivo a prenderti io, vai tranquillo, e arriva. Sì. Ti ho detto, è come Sherlock Holmes. Bello. Allora, io direi che comunque li trovate appunto Forest, Studio Naturalistico. Adesso appena chiudiamo la diretta vi rimetto tutti i tag, perché purtroppo per quello della diretta non fa mettere il tag, non si sa perché. Comunque vi rimando a tutti gli indirizzi, ovviamente se volete conoscerli meglio. C'è un ultimo fiorellino che volevo farti vedere, che è questo, quello della copertina. Dove sono? Che bello. Sì. Il dove sei. Indirizzo, codice postale, vogliamo. Nelle valli del Natisone, dai. Anche questo Valli del sì. Torre, dai. Sì, un po' dappertutto. Ok. Sei ubiquitario, Tiz. Ecco. Ecco. Comunque c'è anche la Spring dietro, quindi sicuramente ero io. Sì. C'è un po' sfocata, ma c'è. Dice anche Federic che dice secondo me sei in Friuli. Sì, quello sicuro. Sicuramente sei nel nord Italia comunque, perché è una pianta che cresce, almeno esattamente quella, perché poi ce ne sono tante che le assomigliano, però quella pianta cresce nell'arco alpino e prealpi, quindi sì. Guarda, vi riporto le parole di Cinzia. Vi ringrazio per questa serata, io l'ho trovata veramente speciale, sia per i contenuti sia per la capacità di esposizione. Grazie Cinzia. Dovremmo Grazie mettere mille. alla 43esima qualche, non so, l'audio, applausi come fanno nelle serie. Gli Così non devo applausi farlo io. Applausi finti a profusione. Grazie. Bello, molto bello, Grazie grazie mille ragazzi, veramente. Speriamo di vederci presto a fare una camminata. Davvero. Organizziamo una bella passeggiata insieme Attività a motoria. vedere un... Diciamo. Scusa, vero. Me lo tatuo sul Prima o braccio. poi torneranno Sì. a chiamarti escursioni. Fidate, Ecco. crediamoci. Stiamo snocciolando Esatto. rosari dalla mattina alla sera. Perfetto. Per fare le altre certificazioni. Non era passeggiata. Grazie mille, ci organizziamo Grazie a voi. senz'altro. Grazie a voi per l'invito, sentiamo. ragazzi. Grazie. È sempre veramente bello. Grazie a veramente tutti quelli che interessante. ci hanno seguito anche. Bravo, lo dimentichiamo anche noi. Adesso li stavamo salutando. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo domani per tornare a parlare questa volta di cani e psicologia, perché siamo tutti un po' psicologi. Mm-hmm. Chiudo proprio in bellezza, Ogni volta che uno facendomi dice odiare. lo muore. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao. Ciao, a domani. Ciao, a domani. Ciao Stefania e ciao Ciao. Marco. Ciao. Tiz.